Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Secondo i dati diffusi dal Banco Alimentare della Calabria, 17.700 sarebbero i minori fino a 15 anni che ricevono alimenti di prima necessità, il triplo rispetto al 2016. Hanno protestato questa mattina a Catanzaro i 57 lavoratori in servizio nell'ospedale di Cosenza da 19 anni che hanno ricevuto la lettera di licenziamento. Chiedono l'intervento di Cotticelli. Il PD pensa di candidare De Felice dopo il no di Rubettino. Nel centrodestra la scelta del candidato avverrà nella prossima settimana. Sfiorata la tragedia a Reggio, dove un'esplosione che ha interessato una macelleria ha rischiato di trasformarsi in trappola mortale per 4 vigili del fuoco e 6 poliziotti che sono rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve. Il nucleo della protezione animali dei vigili di Cosenza ha tratto in salvo 2 cani malnutriti e maltrattati. Ancora buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura vi vogliamo proporre un servizio che ci deve far riflettere, perché sono 17.000, oltre 17.000 i minori secondo i dati diffusi dal Banco Alimentare della Calabria, che sarebbero fino a 15 anni, che ricevono alimenti di prima necessità, il triplo rispetto al 2016. Sono oltre 17.700 i minori fino a 15 anni che in Calabria ricevono alimenti di prima necessità da parte del Banco Alimentare Regionale. Sono i dati diffusi proprio dal Banco Alimentare della Calabria in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, un dato che fa riflettere perché in forte crescita. Infatti in 3 anni si è triplicato. Nel 2016 erano 7.500 i minori indigenti, che sono vorticosamente aumentati con il passaggio del tempo. Nelle regioni meridionali le famiglie fanno molto più fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, per questo, fanno sapere dal Banco Alimentare, rivolgiamo un'attenzione più particolare ai minori. Questa triste fotografia deve indurre ad una riflessione su come è cambiata la povertà nella nostra regione, sostiene Gianni Romeo, direttore del Banco Alimentare della Calabria. Se prima erano soprattutto gli anziani a chiedere un aiuto, ora sono le famiglie a dover fare i conti con uno stipendio che non basta più a riempire il frigo e la dispensa. Stiamo lavorando, ha sostenuto, molto nelle scuole e continueremo a farlo perché chi ha tanto impari a non sprecare e chi può capisca l'importanza di donare a chi è meno fortunato. Il prossimo 30 novembre anche in Calabria si svolgerà la giornata della colletta alimentare. Centinaia di volontari coinvolti raccoglieranno generi di prima necessità che saranno distribuiti alle famiglie che ne faranno richiesta tramite gli enti caritatevoli più prossimi. E a proposito di minori calabresi, nella giornata dedicata ai diritti decretata dall'ONU sentiamo proprio le difficoltà che incontrano giovani e giovanissimi. Il trentennale dall'adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in Calabria si celebra la giornata mondiale dedicata ai più piccoli. Ma qual è la situazione alle nostre latitudini? Lo abbiamo chiesto al garante per l'infanzia della Regione Calabria, Antonio Marziale. Io non sono tra quelli che il 20 novembre ogni anno sfilano con palloncini per strada a far vedere che tutto vada bene, madama, che tutto va bene, madama la Marchesa. Abbiamo bambini, poi soprattutto qui in Calabria, che non fruiscono di servizi sanitari, abbiamo bambini che non hanno trasporti, abbiamo bambini malati che non hanno assistenza neanche nelle cose elementari, neanche il kit salvavita diabetico. E allora però tra queste emerge anche il problema numero 1 per gli adolescenti e i bambini di questa terra, che continua ad essere la fascinazione criminale. E allora quale migliore regalo ai ragazzi del donare loro una figura di riferimento di quando sono stato giovane io, di quando sono stato adolescente io, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che comunque insieme ad altri, Falcone, Borsellino, citarli purtroppo è un lungo elenco, hanno comunque significato per noi speranza, hanno comunque significato per noi dimostrazione empirica, cioè esempio di come si deve essere cittadini buoni e sani, e si sono sacrificati per consentirci di essere uomini liberi,
Quando sento dire sono cose accadute 30-40 anni fa, signori, la storia si costruisce per decennio, per secolo, per millennio, e questi sono i risultati. Io oggi sono qua a parlare di loro perché se ancora questo paese ha sacche di democrazia e libertà lo dobbiamo al sacrificio di questi uomini. Siccome i ragazzi della contemporaneità non hanno maestri, allora attingiamo a queste figure, oserei dire immortali, perché sono figure di cui si parlerà sempre nella storia del nostro paese, nella storia mondiale. E allora ecco il dono che intendo fare a fine mandato, perché è l'ultima mia giornata come garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, regalando loro un riferimento. L'abbiamo fatto 2 anni fa con il giudice Livatino, lo facciamo quest'anno con il generale Dalla Chiesa. Adesso la pagina del lavoro con una protesta questa mattina a Catanzaro dei 57 lavoratori in servizio nell'ospedale di Cosenza da 19 anni che hanno ricevuto la lettera di licenziamento. Chiedono l'intervento del generale Cotticelli. Loro sono i lavoratori della cooperativa SEAT, 54 in tutto. Da 20 anni svolgono mansioni amministrative all'interno dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Mandano avanti il CUP, l'ufficio ticket, il call center, il laboratorio analisi, servizi essenziali che però rischiano di bloccarsi. La proroga del contratto scadrà il 30 novembre, ma ancora non si ha nessuna notizia della nuova gara e questi lavoratori hanno già ricevuto la lettera di licenziamento e oggi hanno attuato un sit-in davanti alla sede della cittadella regionale a Catanzaro. Fra 10 giorni scade il nostro contratto, ma non abbiamo mai avuto un confronto con nessuno. Se ci danno ascolto, almeno cercheremo di capire le motivazioni per cui ci stanno mandando a casa. Non hanno risposto nemmeno le organizzazioni sindacali e non si sono degnati nemmeno di rispondere al prefetto. Quindi non riusciamo a capire il silenzio di tutte le istituzioni. Allora cosa accadrà? Chi garantirà l'importante servizio di prenotazione e di prestazione ospedaliera all'Annunziata di Cosenza? Cosa ne sarà di questi lavoratori? Al momento silenzio, tutto sospeso. Non è giusto che per 20 anni abbiamo coperto i servizi dell'azienda ospedaliera e non è giusto che adesso ci sia questo silenzio, che nessuno ci dia una risposta. Siamo persone comuni, siamo persone che abbiamo sempre fatto il nostro dovere, abbiamo sempre lavorato e in questo momento ci sentiamo abbandonati al nostro destino. Siamo tutti padri e madri di famiglia. A 45 anni nessun altro ci darà mai un altro posto di lavoro. Ci state condannando alla fame, alla miseria, alla mancanza di dignità. Qualcuno ci dia una risposta. Noi vogliamo solo conservare il nostro posto di lavoro. Una delegazione dell'OSB ha incontrato il delegato alla sanità Franco Pacenza. Non c'è solo la vicenda dei 54 lavoratori del CUP dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Sono diverse le proteste e le ansie di lavoratori il cui futuro è legato all'espletamento di gare perché molti servizi sono esternalizzati e per Franco Pacenza il decreto Calabria ha complicato le cose. Avere inibito la stazione appaltante calabrese senza nessuna ragione sul piano, di quelle che sono le preesistenze di questa attività che è una struttura interna alla Regione, le diverse scadenze che si susseguono giorno per giorno, settimane per settimane, di fatto non trovano pronto lo strumento della gara di subentro, quindi abbiamo una serie di emergenze che vanno dai precari per quanto riguarda le attività dei servizi e per quanto riguarda poi le forniture di strumenti di supporto come anche alcune attività negli anni esternalizzati. Bisogna poi mantenere i servizi. In questo senso, dice Pacenza, c'è un'interlocuzione con la struttura commissariale. Nella garanzia assoluta di quelle che sono le procedure di gara, contemperare anche il mantenimento dei servizi, che siano servizi di supporto o che siano servizi direttamente sanitari. Noi non possiamo concederci nessuna interruzione, nessuno smantellamento. Non ultimo si pone anche una questione di carattere sociale e occupazionale perché in questi servizi sono impegnati lavoratori e lavoratrici da 7, 8, 10, 15 anni e da questo punto di vista non ci può essere un atteggiamento superficiale. E poi c'è la questione del precariato. Siamo a un paradosso. Al 31 dicembre 2017 i nostri precari erano troppo giovani come anzianità,
Oggi sempre quegli stessi precari sono troppo anziani e vengono messi alla porta o per scadenze o per limiti contrattuali. Essere beffati 2 volte non è possibile. Noi stiamo lavorando in questa direzione sia in conferenza Stato-Regione sia nel rapporto col Ministero della Salute. C'è un'interlocuzione quantomeno di ascolto in questa fase, però l'ascolto da solo non basta. Parliamo adesso di politica, perché il Partito Democratico pensa di candidare De Felice dopo il no di Rubettino. Nel centrodestra invece la scelta del candidato avverrà quasi certamente nella prossima settimana. Nel PD continua la ricerca di un candidato. Da ieri sera sono sul tavolo del commissario Graziano 2 nomi, quello di Arturo De Felice e quello di Fortunato Amarelli, pescati nel civismo, in linea cioè con gli obiettivi del partito. Al momento non sappiamo se i 2 siano stati contattati oppure no, ma è certo che le 2 proposte sono al vaglio del commissario e Dioddati. A questi va aggiunto il nome del presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, anche se non tira una buona aria per gli interni. Ma la proposta c'è. Vedremo. Certo è che non si potrà andare molto per le lunghe. Il tempo stringe. Nel centrodestra bisognerà attendere il rientro di Berlusconi, che per 2 giorni starà fuori dall'Italia. Sembra, almeno queste sono le indiscrezioni, che il vertice a 3 si svolgerà ad inizio della prossima settimana. Al momento dunque, anche qui, bocce ferme e ipotesi che non trovano conferma. Insomma, per sapere qualcosa in più sul fronte candidature in Calabria, bisognerà pazientare ancora qualche altro giorno. Parliamo adesso di cronaca, perché è stata sfiorata la tragedia a Reggio Calabria, dove un'esplosione ha interessato una macelleria, ha rischiato di trasformarsi in una trappola mortale per 4 vigili del fuoco e 6 poliziotti che sono rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve. Si può parlare di tragedia sfiorata, avrebbe potuto infatti essere una nuova Alessandria. Per fortuna la cronaca non ha contenuti tragici. 4 vigili del fuoco e 6 agenti di polizia sono rimasti feriti questa notte a Reggio Calabria durante un intervento richiesto per domare un incendio all'interno di una macelleria in via Santa Lucia al Torrente, nel quartiere di Sant'Antonio, zona est della città. Le fiamme erano state causate da un cortocircuito e avevano già invaso gran parte del locale. Richiesto il soccorso probabilmente dallo stesso titolare dell'esercizio commerciale, sul posto sono intervenuti un'autobotte dei pompieri e gli equipaggi di 3 volanti della Polizia di Stato. Durante l'intervento, attraverso il quale si stava cercando di contenere l'incendio, è avvenuta un'esplosione che ha investito i 4 vigili e i 6 agenti di polizia. Sono stati momenti drammatici, poliziotti e pompieri sono rimasti feriti, chi ha riportato ustioni, chi tagli, chi fratture. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e da ambulanze di volontari e trasferiti al grande ospedale metropolitano, dove sono stati medicati e per fortuna dimessi. Ovviamente dovranno sottoporsi nei prossimi giorni a periodiche visite di controllo. Tra i feriti dei vigili del fuoco risulta il caposquadra Nino Provazza, che è segretario di categoria della UILPA. Restiamo a Reggio, perché gestivano in house la coltivazione e il confezionamento della marijuana, che poi provvedevano anche a spacciare al consumo. Un'organizzazione proprio dedita alla produzione e al traffico di droga è stata smantellata dai finanzieri del comando provinciale reggino. Marijuana House, potremmo descriverla così l'attività illegale messa in piedi a Reggio Calabria da 13 persone, 10 sono agli arresti, chi in carcere, chi ai domiciliari, 3 indagate, che gestivano un vero e proprio business nel campo della produzione e dello spaccio di cannabis. I 10 arrestati, tutti reggini, producevano in casa l'erba e la conseguente commercializzazione avveniva nelle piazze considerate più interessanti della città. Un mercato purtroppo fiorente e difficile da smantellare totalmente, vista la continua richiesta. Un'attività fiorente con meccanismi semplici e ben avviati, ma qualche errore i pusher con prodotti caserecci l'avranno commesso se la Guardia di Finanza, attraverso un certosino lavoro di controllo, li ha individuati e perseguiti. Mesi e mesi di lavoro, verifiche incrociate e alla fine i sospetti, nella valutazione delle fiamme gialle, sono diventati certezze. Da qui il rapporto alla Procura di Reggio Calabria, guidata da Giovanni Bombardieri, con tutti gli elementi indiziari e di prova acquisiti e la richiesta di arresto inviata al GIP, che ha accolto la tesi dei pubblici ministeri. La posizione delle 3 persone non colpite da provvedimento restrittivo è ancora oggetto di ulteriori valutazioni. A Vibo adesso per un sequestro che ha riguardato l'ortofrutta, l'operazione dei carabinieri di Vibo.
Le immagini sono eloquenti e sono pure un pugno nello stomaco. Vedere questa quantità di frutta e verdura destinata al macero suona come un affronto, sebbene sia stata l'unica cosa da fare in ottemperanza ad un'ordinanza dimessa dal sindaco. È il risultato più clamoroso dell'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia, che con l'ausilio dei NAS di Catanzaro e della Guardia di Finanza hanno effettuato un approfondito controllo del territorio. Un blitz che ha coinvolto numerose attività. Nel mirino innanzitutto attività commerciali di rivendita di prodotti ortofrutticoli. Sanzionato un rivenditore di frutta poiché sorpreso lungo la statale 18 nei pressi di Viale Feudotto privo della documentazione necessaria per rivendere i prodotti, ben 413 kg di merce è stata sottoposta a confisca e contestualmente distrutta. Altro esercizio commerciale di prodotti ortofrutticoli sottoposto a controllo è stato quello di proprietà di una donna situato in pieno centro cittadino a Vibo Valentia. In questo caso i militari hanno constatato che i prodotti versavano in un cattivo stato di conservazione. La merce, in totale 3 tonnellate e 34 kg, è stata sequestrata e distrutta con autocompattatori giunti sul posto. Sequestrato anche un muletto per assenza di polizia assicurativa. I NAS hanno informato l'autorità giudiziaria. Come spiegato dagli stessi carabinieri, per questa frutta e verdura sequestrata è stato possibile smaltirla attraverso un compattatore perché giudicata non idonea alla vendita e soprattutto non è stato ritenuto rifiuto organico, come avrebbe potuto giudicare ad una prima visione, in quanto contaminato. Da qui l'ordinanza del sindaco che ha stabilito lo smaltimento con autocompattatore. Restiamo a Vibo perché il questore Annino Gargano ha emesso un provvedimento di daspo nei confronti di un giovane di 25 anni, tifoso della Cavese, che è stato identificato come il responsabile dell'accensione e del lancio di un fumogeno finito sul terreno di gioco il 13 ottobre scorso proprio nello stadio comunale Luigi Razza di Vibo Valentia durante l'incontro di calcio fra Rende e Cavese. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Una donna è rimasta ferita gravemente nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 107 Silana-Crotonese all'altezza dello svincolo per Zumpano in provincia di Cosenza. Ancora non chiare le cause del sinistro che ha coinvolto l'auto sulla quale viaggiava la donna e anche un'altra vettura. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata portata in condizioni gravi nell'ospedale Annunziata di Cosenza. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Si è conclusa la protesta dei sindaci della Piana davanti al termovalorizzatore di Gioia Tauro. La decisione è stata presa dopo che il sindaco metropolitano Giuseppe Falco Matà ha autorizzato il trasferimento di 50 tonnellate al giorno di scarti di lavorazione nel termovalorizzatore nell'impianto di San Batello. A Gioia Tauro potranno essere conferite 100 tonnellate al giorno di rifiuti e questo fino a quando non si arriverà ad un accordo per conferire gli scarti che si producono a Gioia Tauro nella discarica Sovreco di Crotone. I sindaci ribadiscono che continueranno a mantenere alta l'attenzione fino a quando Regione, Città metropolitane ed enti non troveranno soluzioni definitive. Spaccio fra la Calabria e la Basilicata. I carabinieri hanno arrestato a Castelluccio Superiore un 47enne che si riforniva di droga nella zona di Lago Negro che poi spacciava nei comuni del Cosentino. L'ordinanza è stata emessa al GIP di Castrovillari. Nel corso del blitz sequestrata cocaina, 2 pugnali di genere vietato e banconote contraffatte per 400 euro. Scoperta nel Regino una fabbrica illegale di fuochi pirotecnici, arrestata dai carabinieri un 45enne già noto alle forze dell'ordine. Nella sua abitazione di Pellaro i militari hanno rinvenuto oltre 400 kg di materiale esplosivo. Adesso a Locri, dove parliamo di un'altra protesta che ha riguardato i lavoratori di Locri Ambiente. Si inasprisce il confronto fra i lavoratori di Locri d'Ambiente aderenti al sindacato autonomo SLAI Cobas e l'azienda che ha in 15 comuni della provincia di Reggio Calabria l'appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti. La notte scorsa le mogli di alcuni dipendenti hanno bloccato i cancelli e il capannone della società nella zona industriale di Siderno e hanno dato inizio ad una singolare forma di protesta che è proseguita in contemporanea con lo svolgimento dello sciopero indetto da SLAI Cobas. Mentre i dipendenti si astenevano dal lavoro,
lavoro, le loro consorti hanno continuato a presidiare i cancelli per gran parte della giornata. Alla base di questa iniziativa l'asserito ritardo del pagamento di alcune mensilità, 4 secondo il sindacato, abbondantemente sotto la soglia dei 3 mesi secondo l'azienda. L'Ocri Ambiente in molti comunicati ha evidenziato che i ritardi sono causati dal mancato pagamento delle quote mensili dovute dai comuni. Motivazioni che non convincono Slaikobas, che ha deciso in un'azione quasi ad oltranza. Nelle settimane scorse il livello di scontro ha raggiunto livelli alti, nel mirino la D oggetto di insulti. L'azienda ha reagito a muso duro e ha palesato il pericolo che sia in atto una strategia di delegittimazione e si è arrivati ad oggi con la manifestazione di protesta. Alle 13 nella sede legale della società il presidente Giovanni Gerace ha convocato la stampa stigmatizzando il comportamento del sindacato, ma anche manifestato la volontà di regolarizzare il pagamento degli stipendi, ribadendo la solidità dell'azienda. Adesso a Cosenza, dove il nucleo decoro urbano di Cosenza appunto ha tratto in salvo 2 cani maltrattati e malnutriti. Qualcuno li aveva rinchiusi in un cantiere di Contrada Pulice a Cosenza. Sono stati i proprietari dell'area ad avvisare il nucleo decoro urbano della Polizia Municipale e così l'ispettore Luca Tavernise, responsabile del nucleo, insieme ai suoi collaboratori e con l'ausilio di Tiziana Bonofiglio, dirigente dell'ASP di Cosenza, hanno poi effettivamente trovato sul posto una situazione al limite della sopravvivenza. Nel cantiere, in stato di abbandono, dove la fitta vegetazione copre parte del fabbricato, c'erano 2 cani di razza Amstaff legati ad una corda, senza cibo e acqua. L'Amstaff è un cane derivato da razze da combattimento come quella del Pitbull e normalmente, se ben tenuto, è fiero e possente. Lo scenario che si è presentato alla vista degli uomini della Polizia Municipale era invece raccapricciante. I 2 cani erano denutriti e mostravano segni di sofferenza fisica e psicologica. Uno dei 2 aveva perfino infisso in una zampa un moschettone di ferro che l'attraversava da parte a parte. Adesso sono stati portati nel canile sanitario di Donnici, dove riceveranno le cure del caso, compresa un'operazione chirurgica per asportare il moschettone dalla zampa. Informata la Procura della Repubblica, sono in corso tutte le indagini del caso per risalire ai responsabili di quest'atto di violenza ed inciviltà. Adesso parliamo di teatro con la rassegna In Prima Fila. La musica e il teatro viaggiano e uniscono la provincia di Cosenza. La rassegna Prima Fila, organizzata da 900 teatri e giunta alla 18ª edizione, porterà sui palcoscenici di Castrovilla, di Mormanno e Rende, dal 21 dicembre al 31 marzo, un cartellone capace di attrarre attenzione e gusti di un'ampia platea. Da Biagio Izzo a Enzo Iacchetti e Teo Teocoli, da Lina Sastri a Monica Guerritore, si conferma anche quest'anno un programma di alto livello che ha permesso alle Kermesse di rientrare a pieno titolo tra gli eventi storicizzati dalla Regione Calabria. L'emozione è tantissima perché veramente è iniziato un po' per scherzo e poi siamo arrivati qui con 10 spettacoli straordinari. E considerate che insomma sono 3 comuni ed veramente nomi di grandissimo spessore culturale, tra Rende, Castrovillari e Mormanno, insomma ne vedremo delle belle, da Monica Guerritore a Lina Sastri, a Biagio Izzo, a Teo Teocoli, agli Arteteca, insomma veramente ci saranno tanti spettacoli. Enzo Iacchetti, Pino Quartullo, nomi di grandissimo profilo che siamo riusciti ad avere grazie a questo progetto della Regione Calabria triennale che ci ha consentito di programmare già antecedentemente e quindi di aver potuto captare degli attori di così tale importanza. Adesso un appuntamento con la festa degli alberi giovedì 21 novembre presso la scuola dell'infanzia Papa Giovanni XXIII di Donnici Superiore dell'Istituto Comprensivo Zumbini di Cosenza. Nel cortile della scuola gli alunni pianteranno nuovi alberelli, un progetto didattico promosso dall'Istituto Scolastico con la partecipazione del reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, che ha l'obiettivo di diffondere la cultura del rispetto della natura e dell'ambiente. Adesso vediamo le previsioni del tempo. La situazione su scala europea rimane pressoché bloccata, soliti affondi perturbati attraverso la penisola iberica verso il Mediterraneo occidentale. Hanno come bersaglio principale il nord della nostra penisola e le regioni centrali tirreniche.
Sulla nostra regione saranno sempre modesti gli effetti, anche se in un contesto generale di cielo piuttosto nuvoloso, specie lungo i versanti tirrenici ed interni. Domani cielo generalmente nuvoloso, un po' ovunque con nubi medio-alte, possibili deboli piovaschi solo sui versanti tirrenici centrali tra Basso Cosentino, Lametino e Vibonese. Temperatura stazionaria. Passiamo a mari e venti, domani mari ovunque poco mossi, venti deboli con provenienza prevalente da Grecale, deboli meridionali solo sui settori tirrenici del Reggino e Basso Vibonese. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.